Snodo cruciale, forse decisivo nella corsa salvezza per il Sant'Anna Enna che ospita a Pergusa. L'Accademia Mazzarinese sono due i punti che dividono le compagini di vantaggio per gli ennesi che devono però guardarsi le spalle proprio dalla formazione mazzarinese che oggi, numeri alla mano, giocherebbe i play-out. Padroni di casa che scendono in campo con Padre Nicola tra i pali, Dottore, Bonanno, Buscemi, Zodda, Parisi, Di Stefano, Simone Riccobene, Polito, Richiusa e Guagenti a disposizione. Matraxia, Davide Riccobene, Mauceri, Cascio, Padre Nicola, Tomasello, campione restivo. Nel mezzo dirige il signor Surrusca, sezione di Caltanissetta. Gallo dalla sinistra al 12esimo trova la respinta di Padre Nicola, si avventa dal Piva che manda in rete, inizia malissimo per il Sant'Anna Enna che al 20esimo prova a reagire, il pallone sui piedi, Simone Riccobene che manda alto, i padroni di casa al 24esimo subiscono ancora un'offensiva, lancio in profondità per Dal Piva che calcia dalla distanza. Padre Nicola stavolta non è perfetto, per usare un eufemismo, e arriva così il gol dello 0-2 dell'Accademia Mazzarinese. Sembra complicatissima adesso la gara per il Sant'Anna Enna, sotto di due reti tra le mura amiche di Pergusa. Al 30esimo Parisi cerca Simone Riccobene che va al diagonale, si stampa sul palo, anche sfortunata la compagine rosso-blu che al 37esimo ci riprova. Guagenti per Simone Riccobene, sterza e calcia, manda alto. Minuto 42, il cross di Bonanno per la testa di Di Stefano colpisce la traversa, secondo legno di giornata per il Sant'Anna Enna. 46esimo Bognanni già ammonito, stende così Bonanno. Accademia Mazzarinese che rimane dunque in 10 uomini. Eccolo l'episodio che cercava il Sant'Anna Enna, subito sfruttato. 49esimo, punizione di Simone Riccobene messa dentro per Buscemi che la manda in porta, riprendo così la contesa 1-2 dopo addirittura 5 minuti di recupero nel primo tempo. Finisce la prima parte di gara, inizia la ripresa. Sant'Anna Enna che deve difendersi nonostante l'uomo in più, punizione di Dal Piva mandata in calcio d'angolo, stavolta da uno strepitoso Padre Nicola. Al minuto 69 si rivede il Sant'Anna Enna in zona offensiva, dalla destra cross di Bonanno per Di Stefano, colpisce di testa la respinta da parte di D'Agostino al 71esimo. Ancora Bonanno arma il destro, deviato da D'Agostino. 72esimo calcio d'angolo respinto sui piedi di Parisi che calcia a botta sicura, il numero 7 la manda alta. Minuto 75 calcio di punizione respinto da D'Agostino, si avventa Buscemi che manda in rete, doppietta personale per lui a un quarto d'ora dalla fine. È tutto vivo per il Sant'Anna Enna che trova all'83esimo il gol, o meglio l'autogol di Neschisi sul corner di Riccobene, vale un clamoroso 3-2. 88esimo entra Samuele Padre Nicola per Bonanno. Minuto 90, Accademia Mazzarinese che cerca l'offensiva, in bocca però a Padre Nicola il tiro di Catania, finisce così a Pergusa. Vittoria fondamentale per la corsa salvezza, il Sant'Anna Enna che batte 3-2 in rimonta l'Accademia Mazzarinese.